Secondo lei è giusto che nel piano di rientro abbiano messo anche il Cardarelli? Ma la risposta è no. Approfitti di avere qua due componenti, due membri della Commissione Sanità. La risposta è no, ma sicuramente ogni struttura è chiamata a dare il suo contributo. Ho l'impressione però nella lettura del piano di rientro, ma più che il piano di rientro del regionale ospedaliero approvato dal Consiglio regionale il 28 novembre scorso, che le aziende ospedaliere in generale siano state un po' tenute fuori da aspetti più collegati ai tagli. C'è da dire però che noi venivamo fuori anche da una condizione di riduzione degli organici e delle riduzioni di risorse economiche che in parte hanno penalizzato anche le aziende ospedaliere e per esse il Cardarelli. Quando io mi confronto anche con gli uomini politici, soprattutto regionali, cerco di definire che il Cardarelli, ma insieme alle altre aziende ospedaliere, deve essere considerato in maniera diversa. Oserei dire che c'è bisogno di una corsia preferenziale per un ospedale. Direttore, perché lei stasera sta andando calmo e tranquillo, però io penso che lei debba usare il Cardarelli, non può essere messo alla seco degli altri ospedali né della Campania né del Meridione. Stavo per dire che per il Cardarelli ci vuole una corsia preferenziale che cerchi di agevolare quelle che è l'acquisizione, quelle che sono acquisizioni sia di personale sia attrezzature, sia di un piano di investimenti adeguati che interessa anche le strutture per cercare di portare la sanità dell'ospedale Cardarelli ma anche di quella regionale a livelli un po' più alti. Io faccio un po' di polemica con i consiglieri qui, con i componenti della Commissione Sanità, che va ben oltre i 250.000 euro messi a disposizione per il Cardarelli nella finanziaria, poi diremo per poche cose, va bene. Bentornati con noi in diretta, questo era il servizio di Alessio Gemma, ospedale Cardarelli tra verità e ribalta. Chiudeva il servizio, dottore Matarazzo, dietro la ribalta e i flash indiscreti, c'è stata anche Striscia la Notizia, so da voi per l'ennesima volta al Cardarelli, c'è la verità di chi combatte ogni giorno per la vita altrui. Sì, è venuta qualche giorno fa ad intervistare i dirigenti del Cardarelli sul cosiddetto fenomeno delle barelle. Io vorrei anche dire una parola in termini di precisazione, perché le barelle sono presenti nella medicina d'urgenza e nelle medicine interne, chiaramente in altri settori dell'ospedale, anche se vi è presenza di qualche barella, questa viene immediatamente liberata, perché con la disponibilità del posto letto questo problema nelle altre divisioni dell'ospedale si attenua. È chiaro che un ospedale che è dotato di soccorso e di un DEA di secondo livello può essere coinvolto in una maggiore quantità di utenza, perché è aperto 365 giorni all'anno, in qualsiasi momento le persone trovano una risposta, si diceva, adeguata, perché nel giro di poco tempo riusciamo a fare una diagnosi anche per l'elevata professionalità degli operatori, e io dico e aggiungo per l'alto contenuto tecnologico. Il problema però comincia dopo, soprattutto per la disciplina di medicina interna, perché vi è la necessità di sistemare il paziente che spesso trova ospitalità purtroppo su una barella per tempi brevi e l'affannosa ricerca di posti letto presso altri ospedali spesso dà esito negativo. Questo è il fenomeno, spesso c'è la necessità anche di chiedere scusa ai cittadini perché trovano questa condizione, però credo che sia bilanciata dalla tenacia, e dalla passione, dal lavoro che gli infermieri e il personale medico fa, tale da gradire comunque la presenza e il ricovero all'interno della nostra struttura. Oserei dire che costituiamo un polo di attrazione e la presenza di questo fenomeno induce a una scelta nei confronti dell'ospedale, e noi siamo anche ben contenti che questo avviene proprio a dimostrazione della qualità dell'assistenza erogata. La grandezza del Cardarelli, direttore, deriva dai numeri. Il mio unico grande amore. Dottore Matarazzo, vediamo un attimo che dice. Ma si vive di bei ricordi, però bisogna guardare avanti. E quindi vedete che già padrone c'era però un mio concittadino. 10 secondi, dottore Matarazzo, e poi a chiudere. Se si tratta di parlare del Napoli, bisogna dire che la squadra va benissimo. Stasera ha vinto il Cardarelli, dottore Matarazzo, ai fatti di Napoli, insieme ai fatti di Napoli e il Cardarelli. Certo, Valentina mi sta pregando, velocissima Valentina. Sì, e c'è Paolo ci scrive: vorrei fare i complimenti al dottor Matarazzo, il miglior direttore sanitario che abbiamo in Campania, e fargli anche una domanda: perché non viene mai allo stadio?
Ecco, allora... Ho anche io dei tifosi o dei tifosi. Vabbè, quindi... lei l'ha pagata, direttore, diciamoci la verità. 30 secondi, se non possono chiudere.